Sono Marco Moressa, direttore del Castello del Cataio. Il Castello del Cataio sta vivendo da 3 anni una stagione di rinascita, è cambiata la proprietà appunto recentemente e si è molto investito sia nei restauri, dopo tanti anni il Cataio finalmente ricomincia a restaurare alcune sue parti, ma si è investito anche molto nell'offerta turistica e culturale, quindi non solo le visite guidate, ma tanti appuntamenti per tutti i gusti e per tutti i pubblici, quindi per adulti, per bambini, curiosità di sera, di giorno, aprendo sempre nuovi spazi del castello. Quest'anno abbiamo inaugurato il Cortile dei Giganti dopo un grande restauro, ma anche tanti appuntamenti dedicati all'arte. Oggi celebriamo proprio l'inaugurazione di una mostra e quindi cerchiamo sempre di ospitare, di dar spazio anche a giovani artisti emergenti, circondati dall'arte dei secoli passati di un grande ciclo pittorico come quello di Giovanni Battista Zelotti. Quindi il Cataio oggi è tante realtà, c'è l'antico e il contemporaneo che convive all'interno.